Io e Monica De Mitri siamo felicissime della riuscita di questi 2 giorni. Il festival è andato in un modo fantastico perché non prevedevamo nemmeno noi l'afflusso di così tante persone. C'è stata una risposta del pubblico mantovano, ha interagito con gli artisti, sono state 2 giornate all'insegna della felicità. Questo è un festival che fa vivere la città, i negozi ne traggono vantaggio, beneficio, guardatevi intorno, i bar pullulano di gente, quindi che dire, abbiamo fatto un conto di 17.000 persone. Siamo stati aiutati tantissimo dal Circo Panico, perché sono dei professionisti che provengono da tutto il mondo e ci hanno dato una mano anche a realizzare degli spettacoli in piazza molto importanti, e la selezione è stata fatta in base ai festival che abbiamo frequentato precedentemente, quindi abbiamo cercato di portare degli artisti di un certo spessore, accogliendo anche gli artisti che sono venuti ad aiutarci a cappello, visto il momento storico della nostra epoca, quindi che ben vengano. Anacleto, l'oga gigante, è stato quello che ha entusiasmato i bambini, come anche Anna Tempesta con le sue bolle di sapore, tant'è che anche Giovanni Rana si era interessato molto al suo spettacolo, e poi tantissimo hanno entusiasmato i ragazzi di Fantasia Pura Italiana, che è questo gruppo toscano che si è esibito, che tra un po' si esibirà di nuovo in Piazza delle Erbe, Dante Cigarini tra l'altro bravissimo insieme a Cecio, che sono venuti generosamente a cappello, perché poi comunque abbiamo fatto quello che potevamo con i fondi raccolti, però insomma tantissima gente, una grande festa, ieri il caos assoluto, ma va bene così per questa città, va bene, finalmente un centro storico vivo, pieno di gente, di movimento, anche per tutti i commercianti finalmente si muove qualcosa. Tra le iniziative di questo festival c'è stata anche Intrecciamoci, dove c'è stato un lavoro incredibile da parte di 450 volontari che ci hanno aiutato nel realizzare i manufatti che poi avete visto in giro, da Piazza dei Martiri, dove sono stati rivestiti gli alberi, la loggia qui di Palazzo Norsa, dove gentilmente ringraziamo anche la famiglia Norsa per avercela concessa, l'autobus che gira, anche quello è stato un lavoro incredibile, le colonnine della rotonda di San Lorenzo. È stato un lavoro veramente entusiasmante, partito ad ottobre, quindi tanto lavoro per riuscire a finirle.